Adesso invece è il momento di parlare di Taranto e di Made in Italy, perché anche Taranto celebra la giornata nazionale. Noi ne parliamo con Feliciana Catino del progetto Calliope. Buongiorno Feliciana, ben trovata. Sì, buongiorno a voi. Allora, oggi insomma si celebra anche a Taranto questo importante evento e con un taglio particolare si parla di innovazione e sostenibilità. Sì, anche Taranto partecipa attivamente alla giornata del Made in Italy e in particolare con un evento che si terrà appunto presso l'auditorium dell'Open Innovation Living Lab di Calliope al Parco della Musica. È una giornata che a livello nazionale è stata istituita per valorizzare il talento, la creatività e l'ingegno degli italiani. Infatti è stato proprio istituito nella giornata che è altamente simbolica, che è il giorno della nascita di Leonardo da Vinci, che per eccellenza rappresenta appunto tutto questo. Beh sì, appena diciamo che insomma con lui abbiamo solo avuto il Rinascimento. giusto un po', appunto. Sì. E proprio per questo a Taranto viene celebrata in maniera contemporanea rispetto a quello che avviene nelle altre case delle tecnologie nel resto d'Italia, però Taranto ha scelto di farlo con un taglio più concreto e con mettendo in evidenza appunto quella che è la parte tecnologica e per la costruzione della nuova visione che ha Taranto rispetto al nostro territorio, in particolare rispetto a quella che è la volontà di accostare l'innovazione tecnologica alla tradizionalità del Made in Italy. Leggevo la locandina, ho visto che insomma ci sono relatori di tutto rispetto, non solo diciamo istituzionali, ma anche testimonianze di imprenditori. Credo di aver letto anche, ma correggimi se sbaglio, un collegamento con il ministro Urso. Assolutamente sì, infatti il programma prevede due momenti principali di confronto. Ci sarà un primo panel che sarà dedicato al valore dell'identità territoriale, dove ci sarà la testimonianza appunto, come dicevi, di aziende che riescono a reinterpretare in chiave innovativa settori tradizionali come ad esempio la ceramica, la moda, l'artigianato e l'agroalimentare. Il secondo panel invece sarà più incentrato sul ruolo delle tecnologie emergenti per lo sviluppo sostenibile e qui ascolteremo invece storie di imprenditori locali che stanno investendo in maniera molto coraggiosa e con visione al futuro. E appunto, come accennavi, ci sarà anche in collegamento il ministro Urso, che è appunto il ministro delle imprese del Made in Italy, che saluterà e quindi augurerà una buona fortuna anche alle imprese che hanno deciso di investire nel Made in Italy, quindi in tutto ciò che è vicino all'investimento per il Made in Italy. Feliciana, tutto questo rientra nel progetto Calliope. In pochi secondi ti chiedo di raccontare, magari a chi ancora non l'ha scoperto, che cos'è e di cosa si occupa Calliope. Sì, Calliope è la Casa delle Tecnologie Emergenti, che è appunto stata finanziata dallo stesso Ministero per le Imprese e per il Made in Italy, e l'obiettivo di Calliope e quindi delle case del Made in Italy in generale come progetto ministeriale è quello di promuovere l'innovazione e supportare la trasformazione digitale nel nostro territorio, proprio a partire dal nucleo centrale delle amministrazioni, che sono gli enti comunali, gli enti locali. In particolare noi come Calliope siamo un laboratorio sperimentale, siamo un hub di innovazione che sviluppa e testa soluzioni di tecnologia avanzata, sempre però con uno sguardo alla sostenibilità e alla qualità della vita urbana. E allora non resta che insomma dare uno sguardo anche a questo appuntamento Made in Italy tra identità e innovazione alle 15 di oggi pomeriggio nell'auditorio Open Innovation Living di Lab di Calliope. Intanto grazie a Feliciana Catino per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, ciao.